clima sempre più teso tra i sindaci di Treviso e Quinto dopo la decisione della Commissione Via sull'aeroporto Canova e lo stop per i voli per il capoluogo. Il primo cittadino D'Alzilio dice: Treviso scorretta e sleale, sonderemo ogni possibilità. Orribile scoperta in un magazzino in Trentino, ammassate tra i rifiuti varie con resti umani provenienti da diversi cimiteri del Veneto, anche dalla Marca. Per risparmiare sui costi di cremazione la Coop le depositava nel capannone. Il rosso da 78 milioni di Fondazione Cassa Marca, spiegato dal presidente Garofalo: il patrimonio copre abbondantemente i debiti e per teatri, Carraresi e Caspineta un perentorio non si vende. A Roma stamane l'associazione dei risparmiatori per chiedere lo sblocco del decreto sui fondi di ristoro, ma il Consiglio dei Ministri in Calabria non decide nulla sui truffati. Autonomia, dubbi di costituzionalità sollevati stamane dal ministro Tria a Roma, ma da Venezia Zaia getta acqua sul fuoco, temi già affrontati, è un passo avanti perché la procedura è avviata. Ci si avvicina alla Pasqua, ma il crocifisso sembra non essere più di moda. Una produttrice trevigiana di oggetti sacri racconta: quando lo propongo i clienti si rifiutano. Aprirà al pubblico domani Da Vinci Experience, la mostra multimediale allestita alla Camera di Commercio di Treviso per scoprire di più del genio di Leonardo nel 500° anniversario della sua morte. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e dunque in primo piano torniamo, come abbiamo aperto ieri, a parlare della guerra dei voli dopo la decisione nel pomeriggio di ieri della Commissione Via regionale, lo stop dei voli su Treviso e quindi le ricadute su Quinto di Treviso. Il clima è sempre più teso tra i due sindaci, peraltro colleghi di partito nella Lega, D'Alzilio e Conte, con il sindaco di Quinto di Treviso che parla di una Treviso scorretta e sleale e che è pronto a sondare ogni possibilità anche legale per ribaltare la decisione. Sentiamo. Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto, adesso speriamo che la via nazionale tenga conto delle osservazioni che arrivano appunto dalla Regione. Siamo restati basiti e alquanto amareggiati quando abbiamo scoperto che il giorno prima, come ha detto la Commissione, sono pervenute delle osservazioni fatte dal Comune di Treviso, ma dicono chiaramente che non vogliono assolutamente nessun volo sul territorio trevigiano. Il Comune di Treviso invece, in maniera secondo me poco corretta e non leale con i cittadini di Quinto, ha detto che approva l'ampliamento dell'aeroporto purché volino sui cieli di Quinto. Ribadisco, i miei cittadini non sono cittadini di serie B e meritano rispetto come tutti gli altri. Da una parte la soddisfazione, dall'altra l'amarezza e la delusione, stati d'animo diversi per i sindaci di Quinto e Treviso all'indomani della decisione della Commissione Via regionale che ha accolto tutte le osservazioni di Cassugana, che aveva chiesto che gli 11.250 decolli previsti dal nuovo masterplan avvenissero sopra Quinto, ribaltando quanto fissato dalla via del Ministero dell'Ambiente. Se Conte festeggia la vittoria portata a casa grazie, spiega, alle documentazioni e alle osservazioni frutto della competenza e del lavoro degli uffici comunali, il collega D'Alzilio ha tutta l'intenzione di difendere le istanze dei suoi cittadini. Farò tutti gli approfondimenti del caso. Domani mattina ho già convocato il legale che ci seguirà in questa pratica di accesso agli atti e di verifiche e di conseguenza faremo le nostre valutazioni. Il sindaco di Quinto ha chiesto un incontro al ministro per discutere della questione e confida nella decisione della Commissione Via Nazionale. Diverse le aspettative di Mario Conte, che spera invece che la Via Nazionale accolga la decisione di quella regionale, tenendo conto delle esigenze sia dei cittadini di Quinto che di quelli di Treviso, che non possono essere sminuiti come ha fatto il sindaco D'Alzilio proprio in sede di via regionale, definendo capricci della città di Treviso. Sono esigenze, sono problematiche. E se questo non bastasse ad infuocare il clima, la discussione si è nuovamente accesa per la presenza nella commissione di Alessandro Manera, assessore all'ambiente del Comune di Treviso, che ieri ha lasciato la seduta. Sono completamente uscito dall'aula perché era giusto così, avevo dato le dimissioni dal gruppo istruttorio della Commissione Via e non dalla Commissione Via, come succede spesso ad altri commissari. La Via è composta da 13 persone, 7 sono dirigenti interni alla macchina regionale, 6 sono i commissari esterni, io sono uno di questi, quindi incido solo per la mia parte. La guerra continua peraltro perché il sindaco D'Alzilio ha annunciato che domani ci saranno altre novità domani mattina, quindi vi racconteremo il nuovo capitolo della guerra sui voli tra Treviso e Quinto. Adesso invece uno squarcio di cronaca che
parte dal Trentino ma arriva fino alla Marca, arriva in Veneto e anche alla Marca. La scoperta terribile di un magazzino dell'orrore in Trentino da parte dei carabinieri del NOE. All'interno di questo magazzino ammassate tra i rifiuti bare contenenti resti umani provenienti da diversi cimiteri del Veneto, anche dalla provincia di Treviso. Per risparmiare sui costi di cremazione una cooperativa le depositava in questo capannone. Il sospetto è che sia stato questo il destino di centinaia di salme. Sentite. Una scena orribile, 24 bare accatastate una sopra l'altra, resti umani messi in sacchetti di nylon prima e in scatole poi, 3 casse in zinco aperte sul pavimento. Tutto per un guadagno di 400 euro a salma. Ad architettare questo terribile mercato la cooperativa della Valsugana autorizzata al trasporto dei defunti dai cimiteri al forno crematorio. Ma le bare invece si fermavano in questo magazzino definito dagli stessi investigatori dell'orrore. Qui le salme venivano tirate fuori e sistemate in altri recipienti. Le bare letteralmente sezionate, le parti metalliche, il legno e lo zinco rivendute. Le salme nei sacchetti in un secondo tempo venivano poi portate al forno crematorio. Ad allertare le forze dell'ordine una segnalazione. Sul posto è arrivata la polizia locale che ha notato delle persone intente ad attività lavorative, ma alle domande degli agenti non hanno voluto rispondere nessuna spiegazione su quanto stavano effettuando. Ad insospettire ancor più le emissioni di odori sgradevoli. Così sul posto sono arrivati i carabinieri del NOE che hanno fatto la macabra scoperta. È ora al vaglio degli inquirenti tutta la documentazione amministrativa ambientale acquisita nel corso dell'attività. Gli investigatori ritengono che negli ultimi mesi siano transitate nel capannone più di 300 salme provenienti proprio dal Veneto, soprattutto dalle province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza. Le ipotesi di reato al vaglio della Procura della Repubblica di Trento sono vilipendio di cadavere e gestione illecita dei rifiuti. Il titolare della cooperativa, un 65enne della Valsugana, è stato denunciato. Il sindaco del comune di Scurelle ha autorizzato lo spostamento delle salme nella locale area cimiteriale in attesa del loro trasferimento presso i forni crematori. Indagini che sono ancora in corso ovviamente anche per risalire all'identità di queste povere salme, quindi capire quante e da dove esattamente provengono, da che zone delle varie province del Veneto provengono. Torniamo adesso a parlare della città di Treviso e del futuro di Fondazione Cassamarca. Il bilancio con il pesante rosso di cui avevamo raccontato ieri, 78 milioni di euro di perdite. Oggi il presidente Garofalo non solo puntualizza la situazione ma sottolinea come i gioielli di Caspineda non siano in vendita. L'abbiamo raggiunto, sentiamo. Se una famiglia ha un patrimonio di 100 e ha però contratto dei debiti, questi debiti potremmo chiederci sono sopra o sotto i 100? Sono sotto il 100 di cui dispone la famiglia, che pertanto sarà in grado di pagarli e anche avrà di residuo qualcosa. La famiglia in questione è Fondazione Cassamarca e la metafora l'ha fatta il capofamiglia per spiegare che, parafrasando un proverbio, non sono tutti i debiti veri i 78 milioni di rosso in bilancio. Certo, la situazione non è rosea, ma sottolinea il successore di De Poli, con gli interventi in corso è destinata a un costante miglioramento, sia sul fronte impegni operativi che su quello del debito di quasi 30 milioni di euro con Unicredit. Vi è il forte intendimento di procedere quanto prima all'estinzione dei nostri debiti nei confronti di Unicredit e la fiducia che il titolo riprenda quota. Su due fronti il Presidente è chiaro. Primo, i teatri non sono in vendita. Forme di cogestione reddituale, quindi non significa affatto che gli immobili che appaiono nelle schede gli si vogliano tutti e necessariamente vendere. Chi è interessato all'acquisto o è interessato alla cogestione reddituale può mandare manifestazioni di interesse. Posizione ancora più ferma per la storica sede della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana, ovvero Caspineda. Caspineda non appare, quindi mi pare che questo sia eloquente. No, perché voci in corridoio dicevano che era in vendita anche. Ma io non sono una voce, io sono una voce ufficiale, evidentemente io non la ritengo in questo momento uno dei beni rispetto al quale raccogliere manifestazioni di interesse. Caspineda che a breve sarà aperta al pubblico per valorizzare l'immenso patrimonio artistico della Fondazione. Per ultimo il futuro dei carraresi, con Fondazione che non lascia, anzi vuole continuare la gestione in solitaria. Se il Comune si facesse avanti dicendo cerchiamo di gestirli insieme? Ma insomma il problema non è attuale perché nessuno me l'ha mai chiesto, quindi nemmeno me lo pongo.
Tante perdite, ma di diverso tenore sono quelle dei risparmiatori truffati dalle banche, che oggi sono ritrovati, come promesso, a Roma con i loro rappresentanti delle associazioni appunto a Roma per parlare con i parlamentari veneti, perché come sappiamo il Consiglio dei Ministri non si riuniva oggi a Palazzo Chigi ma in Calabria, Consiglio dei Ministri che peraltro non ha fatto cenno e non ha parlato del cosiddetto e tanto sospirato decreto per il fondo di ristoro dei truffati, ma le associazioni sono comunque andate a Roma e guardate. La rabbia e l'orgoglio. I risparmiatori veneti portano il loro ruggito davanti a Montecitorio, un sit-in a favore dello sblocco del fondo, secondo quanto stabilito con il Premier l'8 aprile, con una procedura a doppio binario, senza arbitrato per redditi fino a 35.000 euro o patrimoni immobiliari fino a 100.000 euro. Oltre con un arbitrato semplificato. Ed è proprio da Roma che le associazioni che rappresentano migliaia di vittime del crack delle banche popolari ci inviano un videomessaggio. Siamo qui a Roma con tutte le associazioni per sollecitare il governo nell'immediatezza di questo fondo che, ricordo, utilizza soldi dei conti dormienti, quindi non sono soldi pubblici. I risparmiatori non hanno nessun problema di essere controllati, quindi abbiamo chiesto al governo che mantenga quello che doveva già attuare ancora entro il 31 gennaio. I risparmiatori incontrano i rappresentanti del governo e i parlamentari, sollecitano l'attuazione del fondo e da tutte le forze politiche, da destra a sinistra, ottengono pieno appoggio. Tutti i gruppi parlamentari del Parlamento sono venuti con noi nel sit-in, hanno confermato il loro appoggio nell'immediata attuazione del fondo, in particolar modo Lega e 5 Stelle, l'onorevole Coin e l'onorevole Maniero, che ha confermato che loro sono per 2 binari, 3, 4, l'importante è che il fondo parta nell'immediato, quindi si sono fatti portatori di sollecitare oggi stesso il governo che mantenga quello che ha più volte promesso e più volte si è impegnato. Qui davanti siamo a Palazzo Chigi, ciao. Questo dunque è il messaggio dei risparmiatori, come abbiamo detto, insomma, dal Consiglio dei Ministri nulla di fatto, era previsto peraltro che slittasse la questione, però insomma di giorno in giorno il problema resta. Vedremo allora quando si sbloccherà e quando verrà presa seriamente, a questo punto diciamo, la protesta dei truffati. Da Roma intanto un'altra protesta rimbalza in Veneto, ma non solo, è la vicenda della direttiva del ministro Salvini per dare più poteri ai prefetti con ordinanze per gestire il degrado, le situazioni di degrado, la lotta al degrado, un modo che è sembrato ai sindaci di scavalcare il potere dei sindaci, e per questo anche l'Anci Veneto riporta un dibattito in cui c'è una critica al ministro dell'Interno. Più potere ai prefetti per gestire il degrado nelle città, perché i sindaci non sono abbastanza efficienti. A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini, sulla cui direttiva però non concorda né il suo alleato a 5 Stelle Di Maio né l'Anci Nazionale. Con toni meno accesi ma molto fermi, anche la presidente dei sindaci veneti si fa sentire. È necessario come sempre avere un dialogo e un rispetto dei ruoli, ecco, spero che ci siano state delle reazioni un po' così istintive, perché i sindaci ci tengono alla loro autonomia, ma ci tengono comunque a collaborare lealmente con tutte le istituzioni e anche con i prefetti. Poi sappiamo che ovviamente le situazioni variano da città a città, dove ci sono delle periferie è ovvio che le situazioni si sentono di più e in base anche al numero di abitanti, quindi ci sono situazioni profondamente diverse. I sindaci infatti sono i migliori conoscitori del territorio e delle sue problematiche e difficoltà. Togliere loro questo potere potrebbe essere controproducente. Con i prefetti, tutti i prefetti abbiamo sempre collaborato e c'è stato
uno scambio di visioni, quindi dovrebbe essere così, perché chi conosce meglio il territorio e sa i problemi e che li vive ogni giorno e ai quali a noi viene richiesto, a noi sindaci, di risolvere dall'inizio alla fine tutto, anche quando non sono nostre le competenze, allora che venga valorizzato il fatto che a noi si rivolgono proprio tutti e quindi siamo a conoscenza dei fatti. Fare scelte in autonomia senza il coinvolgimento dei sindaci, ecco, questo difficilmente lo possiamo accettare. Ma ci sono anche voci fuori del coro tra i sindaci, come quella proprio del sindaco di Treviso, Mario Conte, leghista e rappresentante anche degli enti della Lega, degli enti locali della Lega sul territorio del Veneto, che ha lasciato proprio un messaggio oggi insieme ad alcuni colleghi primi cittadini del Carrogio. Sentite le sue parole. Credo invece che tutti gli altri sindaci che hanno a cuore la sicurezza dei propri cittadini accolgono con grande entusiasmo e soddisfazione questa nuova direttiva del Ministro, che ringrazio personalmente, perché finalmente i prefetti saranno degli alleati accanto ai sindaci. Quante volte in passato ci siamo trovati a chiedere aiuto ai prefetti, i quali loro stessi non avevano gli strumenti per intervenire. Oggi in quelle zone particolarmente sensibili proprio i prefetti potranno metter mano e potranno dare maggiori strumenti alle forze dell'ordine, quindi io sono assolutamente soddisfatto. E adesso l'autonomia, con le parole del ministro Tria, che stamane hanno gettato qualche ombra sul percorso dell'autonomia, ma da Venezia il governatore Zaia getta acqua sul fuoco. Segnalo che in alcuni casi le richieste regionali non appaiono del tutto coerenti con i principi costituzionali. Tali richieste sono spesso inerenti a materie diverse da quelle elencate nella Costituzione e che pertanto non possono essere oggetto di attribuzione. Sono da poco passate le 8 alla Commissione bicamerale per il federalismo fiscale, quando il ministro Giovanni Tria nella sua audizione mette nero su bianco una perplessità che sembra diventare ulteriore ostacolo sul percorso dell'autonomia. Paletti di costituzionalità in alcuni ambiti, uno su tutti. L'articolo 117, seconda comma, lettera E, che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato. È sulle tasse che si può ordinare l'autonomia? Da Roma la frase rimbalza subito in Veneto, ma nel frattempo lo stesso Tria, continuando la relazione, precisa. Il richiamo alla Costituzione è un richiamo doveroso, ma d'altra parte non è stato messo in dubbio che queste intese possano andare oltre e incidere sulle materie di esclusiva pertinenza dello Stato e quindi queste intese possono benissimo andare avanti. Così a Venezia il governatore Zaia, in contatto anche con la delegazione trattante a Roma, chiarisce quel si può benissimo andare avanti è un sigillo alla bontà dell'operazione. Quanto alle perplessità rispetto alla costituzionalità del nostro progetto sono già state chiarite, siamo a disposizione anche di questo Ministro. Devo dire che quantomeno il Ministro Tria ha inaugurato un buon metodo di lavoro, che è quello di sollevare le perplessità, avrà le risposte, ma l'importante è che poi il Ministro dica, adesso si va avanti. Qualcun altro invece tira il freno a mano e non fa le domande. La frecciata è invece palesemente diretta ai ministri pentastellati, quelli che secondo il Carroccio sarebbero i veri responsabili della frenata. Intanto Tria prosegue e spiega come nella attuale fase embrionale non è possibile quantificare gli effetti dell'autonomia sulla finanza pubblica. Ma è appunto un percorso che, perplessità o meno, il Veneto non vuole vedere bloccato. Si tratta di fare come sostenne Michelangelo per la Pietà, chiude Zaia, togliere tutto il marmo che c'è in più e alla fine verrà fuori l'opera, ma bisogna che qualcuno cominci a scalpellare. Però ormai la gestazione si è conclusa, i lavori e i compiti per casa li abbiamo fatti, per cui siamo pronti peraltro con un bel progetto per portare le 23 materie al Veneto. Ripartiremo con la cronaca da Paese subito dopo la pubblicità. Eccoci in studio in diretta, ripartiamo dalla cronaca a Paese, uno dei furti più odiosi, quello delle offerte in chiesa, è successo appunto a Paese. Si è intrufolato in chiesa mescolandosi fra i fedeli,
Poi in un attimo ha afferrato la cassetta delle offerte ed è uscito senza farsi vedere. Un furto compiuto martedì mattina. Ad accorgersi di quanto accaduto il parroco, che nel pomeriggio si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia. Non si sa quanto ci fosse dentro la cassetta, forse qualche centinaio di euro. Il ladro potrebbe essere una persona residente in zona che conosceva bene la chiesa di San Martino Vescovo a Paese. I militari dell'Arma stanno visionando in queste ore le immagini delle telecamere di videosorveglianza che ci sono in paese per dare un nome e un volto al ladro. Nell'ultimo periodo le chiese sono diventate un obiettivo sensibile dei furti. Diversi colpi messi a segno nella provincia. Di solito utilizzano per pescare banconote e monete il sistema del nastro adesivo. In questo caso il ladro si è portato via direttamente la cassetta delle offerte. E siamo ai riti della Settimana Santa con la celebrazione del Crisma presieduta questa mattina dal Vescovo di Treviso, che questa sera, giovedì santo, in Duomo presiederà anche la lavanda dei piedi. E soprattutto in questi giorni che precedono la Pasqua stride la notizia che la croce non sarebbe più di moda. A segnalarlo chi da sempre realizza gli oggetti ricordo delle principali celebrazioni religiose. Sentite. La croce non la vuole più nessuno. È vero che quando gliela propone cosa succede? Allora, il mio cliente generalmente arretra come di fronte a un demone. Quindi proprio la crisi dei valori religiosi, dei simboli che le accompagnano è fortissima e molto evidente. Questa è la testimonianza di Titi Modolo, che con la famiglia da oltre 60 anni vive in mezzo a bomboniere, statuine del presepe ed altri simboli religiosi. Ci ha chiesto di non apparire, non per paura, ma perché non si pensi voglia farsi pubblicità sul simbolo della Chiesa che, come abbiamo sentito, la gente non vuole più. Ci si battezza, si fa la prima comunione, la cresima, ci si sposa, ma nelle bomboniere e negli altri oggetti a ricordo di quei momenti, per carità, niente croci. No, la croce non la vuole più nessuno perché evidentemente rappresenta qualcosa di pesante e di scomodo da sopportare. Meglio cuoricini, stelline, fate e maghetti per le bomboniere, ci fa vedere Titi Modolo, ma niente croci, che per qualcuno sarebbero addirittura simbolo di sventura. Ma è tutta la simbologia cristiana che sta scomparendo. Negli ultimi 2 anni praticamente c'è stato un crollo evidentissimo, quindi niente più presepi, niente più gli ovetti di Pasqua, niente più l'albero della Pasqua, niente più le croci, niente più simboli religiosi. Amara constatazione che non può non far riflettere. La gente non ha capito che il crocifisso non è un segno di morte. La gente ha paura della morte, ha paura di tutto ciò che è dolore, sofferenza, morte, è angosciata. Così si tende a cancellare tutti i simboli che richiamano l'inevitabilità della nostra esistenza. Non è di moda perché le persone sono ignoranti nella fede. E una testimonianza di questa ignoranza ce la riporta la stessa negoziante. Cos'è che va per la maggiore? L'albero della vita. E purtroppo la cosa buffa è che l'albero della vita è proprio la croce di Cristo. La morte è il grande tabù, non c'è più quello del sesso adesso, c'è quello della morte. E se noi non diamo un senso anche alla nostra morte, non capiremo neanche il senso della vita. E adesso le porte che si aprono di un'esperienza davvero importante e particolare, la Da Vinci Experience. Chi dal 19 aprile al 4 agosto entrerà nelle stanze della Camera di Commercio di Treviso si troverà improvvisamente catapultato in un altro mondo, il mondo dominato dal genio di Leonardo da Vinci. Il pubblico non sarà solo un semplice visitatore, ma protagonista, lui stesso elemento delle opere che fanno di Da Vinci Experience non una semplice mostra. È anche una mostra, non solo una mostra, per comodità linguistica la definiamo tale, ma è un qualcosa di diverso. È un percorso emozionale, un percorso emotivo che unisce sia una parte digitale che una parte analogica, fisica, con i modelli. I modelli, che riproducono le macchine disegnate da Leonardo e fedelmente riprodotte da artigiani umbri, aprono l'esposizione. Ecco il volano o il pistone, il paracadute o la bicicletta. L'immersione, è proprio il caso di dirlo, nel mondo di Leonardo continua nella stanza accanto, dove grazie a scenografie animate si è letteralmente circondati dalle creazioni proiettate sulle pareti e sul pavimento del genio che fu pittore, architetto, scultore, ingegnere, poeta e musicista. La mostra prosegue poi in una stanza completamente ricoperta da specchi, dove vengono proiettati i capolavori di Da Vinci in un gioco di profondità e infinito.
Al visitatore viene poi data l'opportunità, grazie a dei visori digitali, di entrare nel carro armato e interagire con i suoi meccanismi. La finalità è quella di porsi come media culturale, come strumento di mediazione che avvicina alla materia che viene rappresentata, ai contenuti. Un viaggio che punta a coinvolgere i più giovani, ma che incanterà anche il pubblico adulto. Ormai le opere di Leonardo praticamente non si possono più spostare, queste mostre offrono l'opportunità di entrare a contatto con quadri, con opere d'arte che altrimenti magari tu non potresti mai vedere in tutta la tua vita. E di Leonardo da Vinci si parlerà questa sera, fra pochissimo, a 20:10, con l'attore e regista Massimiliano Finazzer Flori, che ci parlerà dello spettacolo teatrale Essere Leonardo da Vinci e del cortometraggio Essere Leonardo da Vinci, un'intervista impossibile, che sono protagonisti in questi giorni del Festival dell'Invenzione a Treviso. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Prosegue il bel tempo con caratteristiche primaverili su tutto il Triveneto. L'anticiclone dunque per ora non è minato dall'arrivo delle perturbazioni atlantiche. Nel dettaglio sul Veneto avremo tanto sole su tutte le province, il cielo infatti risulterà sereno o al massimo velato un po' su tutti i settori. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime comprese tra 6 e 12 gradi, massime in aumento, oscillanti tra i 17 e i 21 gradi. Sarà soleggiato anche sul Friuli Venezia Giulia, con cielo sereno ovunque, salvo per qualche nube a carattere sparso sui monti dell'Udinese. Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massime comprese tra 17 e 22 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui sarà ampiamente soleggiato ovunque, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi sparse, specie sui settori meridionali della nostra regione. Temperature minime tra 9 e 10 gradi, massime in aumento tra 22 e 23 gradi. Bene, dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento, arrivederci.